Buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon martedì 28 di luglio e continuiamo a camminare velocemente. Stiamo raggiungendo la fine del mese, ci avviciniamo al mese di agosto. Camminiamo velocemente, siamo arrivati quasi ai nostri 4 mesi di condivisione giornaliera. Io compro Siciliano Live con me alle 12 tutti i giorni dal lunedì al sabato, ma ricordate anche l'altro appuntamento del palinsesto di Io compro Siciliano, che è quello delle 18 con il mitico Francesco Caravello. E a proposito di Francesco Caravello, permettetemi di ringraziare i 3 fondatori, ideatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello, per tutto quello che stanno facendo, condividendo quella che è la nostra passione, i nostri mestieri, la nostra arte, la nostra voglia di ripartire con quella che noi diciamo un nuovo lifestyle, un nuovo stile di vita basato su identità, qualità e provenienza. In questo modo presenteremo al meglio quella che è la nostra terra, la nostra storia, la nostra arte e le nostre eccellenze. E vorrei, come ogni mattina, salutare ognuno di voi e dirvi grazie 248.875 volte grazie. Grazie ad ognuno di voi che ogni giorno date il vostro importante contributo per la crescita non solo di quello che è un gruppo, una pagina, ma sapete che ormai le idee sono diventate concetti, i concetti sono diventati progetti. In questi giorni finalmente la presentazione ufficiale del marketplace a marchio Io Compro Siciliano, che unisce le grandi eccellenze siciliane. Ed ancora per sostenere il territorio, la promozione del territorio, il portale del turismo seahost.it, sempre a marchio Io Compro Siciliano, e poi ancora la Sicily City Card, la card sotto forma di app che vi permetterà di viaggiare in Sicilia agevolati da quelle che sono tutta una serie di connessioni, dalle museali a quelle ricettive, a quelle di promozione, alla conoscenza dei prodotti stessi del territorio, facendolo in modo agevolato. Oggi sarà un appuntamento davvero speciale. Oggi viaggeremo come sempre in Sicilia e viaggeremo nelle emozioni, perché l'appuntamento di oggi è un viaggio armonioso tra l'arte e la coscienza. Sì, sarà un appuntamento davvero speciale, infatti vi dico fermatevi per questa mezz'oretta, perché oggi avremo ospite un'artista, lei vive a Catania, è una bellissima donna, Alice Valenti. Lei è un'artista speciale, ha studiato a Pisa, ha studiato proprio, conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali, però è tornata in Sicilia, ha iniziato quello che è un apprendistato di pittura in una bottega artigianale di carretti siciliani con il maestro Domenico Di Mauro, e poi lì, dopo tanti anni di esperienza, ha cominciato piano piano a tradurre quella che era la sua conoscenza della tradizione, del folklore, dandone una sua personale visione. E tutto questo è stato applicato poi al mondo dell'arredamento, della moda, del design, insomma ci racconterà veramente anche di grandi collaborazioni di nomi importanti, e ne parleremo insieme. Ed ancora da Catania ci sposteremo a Milazzo. A Milazzo c'è un bellissimo castello. In questo castello c'è anche la sede di un museo, uno dei 7 musei del mare presenti in Italia. È un museo speciale, sapete perché? È forse atipico, perché in questo museo c'è un po' il mettere la propria coscienza e la propria responsabilità nei confronti della natura, nei confronti del mare. Un viaggio tra scienza e arte, e lo faremo con uno specialissimo ospite, perché lui è biologo,
è guida, è istruttore di vela e tant'altro, ma è il direttore del MUMA, Museo del Mare di Milazzo, ed è il dottor Carmelo Isgro. Ma permettetemi di aprire questa giornata con la nostra artista. Siamo a Catania, apriamo il nostro collegamento con Alice Valenti. Buongiorno, benvenuta Buongiorno. cara, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi tutti, grazie per avermi invitata. Allora, Alice è un'artista molto particolare. Mi è piaciuto leggere fra le tante interviste, tra i tanti servizi dedicati a questa artista nostrana, una che poi era un po' un paragonare Alice ad un personaggio importante dell'Opera dei Pupi, perché lei è un po' così. Lei è un po' la bradamante dell'Opera dei Pupi, quel personaggio che poi un po' guerriero, quel personaggio che nell'Orlando Furioso non è né salvata né inseguita da uomini. Lei è un po' così perché nella sua visione della tradizione ha dato una sua personalissima visione, ma anche adattamento a quelle che poi sono tutte le forme dell'arte. Parliamo con Alice e partiamo dalla sua prima esperienza in questa bottega di carretti siciliani. Alice. Sì, tutto la nascita di tutto il mio percorso, devo dire che ha un luogo e un tempo ben preciso che posso proprio identificare con questa storica bottega di carretti siciliani, la bottega del maestro Domenico Di Mauro. Io arrivai in questa bottega dopo la laurea in beni culturali, tornata da Pisa, ero desiderosa un po' di riscoprire la Sicilia con gli occhi di un'adulta, perché quando si è ragazzi, diciamo, molte cose non riesci neanche a capire dove sei, chi sono i tuoi genitori. Poi arriva un momento da grande che di colpo si squarcia il velo e tu rimetti a posto dei tasselli. Io avevo proprio desiderio di rimettere a posto i tasselli della Sicilia, di questa terra nota in tutto il mondo, che tutti i miei compagni universitari mi invidiavano, però avevano anche molti pregiudizi al riguardo. E quindi avevo io stessa desiderio di scoprirla e di conoscerla. E così, leggendo un libro sul carretto siciliano, un'edizione molto bella della Flaccovio, in cui si raccontavano e si enumeravano tutti gli artigiani che avevano fatto grande il carro siciliano nella storia, trovai il nome di mio nonno. Per me fu una grande sorpresa perché io sapevo che mio nonno, morto quando io avevo 4 anni, era un falegname a Scordia, ma non sapevo che fosse un costruttore di carretti. E quindi, così incuriosita, chiesi a mio padre delucidazioni e lui mi raccontò che sì, mio nonno costruiva i carretti a Scordia e un altro dei maestri lì citati in quel libro, un pittore che all'epoca aveva 87 anni, quando ne aveva 17 andava da mio nonno a Scordia a dipingere questi carretti ed era Domenico Di Mauro, questo pittore. Allora io chiesi a mio padre: papà, andiamo a trovarlo, visto che vive e lavora ad Aci Sant'Antonio, quindi vicinissimo a Catania. E così andai con mio padre, ci fu questo momento molto bello di ricordi di mio nonno, di mio padre bambino. Il mio maestro Domenico Di Mauro si ricordava perfettamente di mio nonno e dell'inizio della sua carriera, quando era lui a spostarsi per andare a dipingere i carretti e non il contrario, perché a 87 anni aveva reso il carretto un'opera d'arte, era noto in tutto il mondo ed erano i proprietari di carretti a venire ad Aci Sant'Antonio a cercarlo da tutta Italia e da tutto il mondo per farsi dipingere qualcosa da lui. E quindi io, quando entrai nella bottega, mi resi conto che io volevo rimanere lì, volevo approfondire quella dimensione, che non era solo una dimensione artistica, e che già era tanto per me, perché io ero reduce da studi teorici e avevo sempre aspirato invece a praticare l'arte. Quindi non era solo una dimensione dal grande valore artistico, ma era una dimensione dal grande valore umano e anche storico. Mi rendevo conto di essere in un luogo proprio di un'importanza rilevante, perché era l'ultimo, diciamo, baluardo, l'ultima bottega dove ancora si realizzavano i carretti siciliani, la pittura del carretto siciliano, con una maestria che veniva dal passato. Erano lui, il mio maestro di 87 anni, e il cognato, Antonio Zappalà,
cosiddetto Giuvini. Giuvini era colui che si occupava di pitturare le parti, diciamo, meno importanti del carro, anche se dire meno importanti veramente non rende merito al grande lavoro che lui faceva. Mentre il mio maestro invece si occupava di decorare le scene, i riquadri delle sponde del portello che raccontavano la storia che il carretto portava in giro ai tempi in cui era utilizzato come mezzo di trasporto, perché non dimentichiamo che il carretto è un condensato, l'emblema della storia economica anche siciliana. Fu creato dall'ingegno dei siciliani proprio per percorrere le regge trazzere, queste grandi strade a fondo naturale, interrotte da ruscelli, piene di massi, di frane, infestate dai briganti, quindi anche molto pericolose. Quando queste regge trazzere furono appunto aperte, i siciliani si inventarono questo mezzo di trasporto che è una scatola alta su queste due grandi ruote, che poi venne raccontata meravigliosamente dai grandi viaggiatori del Grand Tour che dal Settecento transitavano nelle nostre vie, anche nei posti più impervi, alla ricerca di flora, di fauna e soprattutto alla scoperta del grande vulcano della nostra Etna. E quindi raccontavano di questi strani mezzi di trasporto che segnavano un importante punto di passaggio dal trasporto al dorso di mulo, con il quale avvenivano tutti gli spostamenti delle merci e delle persone, quindi o via mare o a dorso di mulo. Si passa al carretto, quindi un mezzo capiente, strutturato apposta per appunto attraversare queste strade così difficoltose, che crea anche un nuovo ceto di lavoratori, cioè i carrettieri. I carrettieri si staccano dal resto della popolazione, non sono più braccianti legati alla terra, ma diventano dei viaggiatori, dei trasportatori, proprio come i moderni camionisti poi saranno i loro successori, no? Quindi io ti fermo un attimo, Alice, fermati un attimo. Allora, siamo arrivati storicamente, come vedete, come Alice ci sta raccontando, a quella che poi è un po' la storia dei carrettieri. Avevamo avuto modo anche di sentire su questo che tu ci stai condividendo, Alice, il maestro Ducato di Bagheria, che anche lui, insomma, veniva da una generazione, viene da una generazione legata proprio alla pittura dei carretti siciliani, ci raccontava anche lui quello che tu adesso stai condividendo ai nostri amici. Ma tu adesso parlavi di flora e parlavi di fauna. Io, sai, mi si è anche un po' acceso subito la lampadina quando hai detto fauna, perché, signori, mi piacerebbe far entrare insieme a questa piacevolissima conversazione con Alice legata all'arte, perché anche di arte e di scienza parleremo un po' con il prossimo ospite che sta per entrare con noi. Di arte, di scienza, di fauna, perché c'è un museo specialissimo nel sito del castello di Milazzo, che è il museo MUMA, il museo del mare di Milazzo. Noi abbiamo oggi con noi il direttore, il dottor Carmelo Isgro. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Ciao, buongiorno a tutti, ciao e complimenti Alice per la bellissima storia, mi ha fatto emozionare quando hai detto che hai scoperto che tuo nonno era questo altissimo calibro, chissà che emozione, no? Grazie. Allora, noi siamo adesso con Carmelo. Carmelo, vedete, è un giovane uomo di grande preparazione che ha dedicato i suoi studi e dedica la sua vita a quella che è un viaggio di coscienza, dico io, un viaggio armonioso per far prendere coscienza di quello che è il rapporto tra l'uomo e il mare. E lo fa in maniera anche lui assolutamente personale, perché pensate, questo museo assolutamente da visitare parte da una storia insolita, che è la storia di Siso. Sì, un giovane Capodoglio che 3 anni fa, nel 2017,
nuotava libero nel suo mare e ha avuto la tremenda sfortuna di incappare in una rete illegale che si è impigliata nella coda. Gli uomini della Guardia Costiera hanno cercato un po' di liberarlo, purtroppo non ci sono riusciti completamente, il capodoglio è morto. È arrivato lungo le coste di Capo Milazzo con la corrente e lo sentivo gridare ancora, lo sentivo chiedere aiuto, diceva di non farlo morire nuovamente, di non fare cadere la sua morte nell'oblio, ma di far sì che questa morte potesse essere raccontata a tutti, specialmente ai bambini, per evitare che altre morti proprio come questa potessero ancora avvenire. Senti, E quindi sì, è un museo di Carmelo. sensibilizzazione, come dicevi tu, soprattutto un museo di sensibilizzazione. Attorno a questo capodoglio si è creato tutto una serie di strutture tecnologiche, monitor touchscreen, eccetera, per far capire e comprendere sia come funzionano questi animali, ma soprattutto sensibilizzare e far capire che l'impatto dell'essere umano molto spesso può essere molto forte e far morire questi animali. Senti, tu sei anche membro del comitato tecnico-scientifico del Museo della Fauna dell'Università degli Studi di Messina. All'interno del museo, Carmelo, voi praticate tante attività molto interessanti, ci sono mostre fotografiche e mi è piaciuto anche vedere molti articoli all'interno dei quali si legge il vostro impegno verso l'educazione ai bambini, l'educazione ai giovani, questo rispetto che deve partire dalle scuole, dai banchi di scuola, tant'è vero che molti laboratori vengono gestiti da voi proprio per i ragazzi. Sì, il capodoglio era, quando è arrivato lungo la costa, era naturalmente pieno della sua carne. Tuffandomi in acqua, l'ho svestito di questa carne, ho recuperato le ossa, le ho posizionate, macchiando queste ossa della plastica che ho trovato all'interno della sua pancia e riposizionando la rete proprio nella coda dove era il momento in cui è morto. Questo, come hai detto tu, è fondamentale perché i bambini capiscano questo grande impatto dell'uomo e questo avviene anche attraverso molti laboratori didattici che facciamo e proprio facciamo anche dei tour all'interno del museo con scolaresche di tutta la Sicilia, in realtà anche di tutta Italia e è capitato anche di bambini dell'estero perché la responsabile del museo, scusa, la responsabile didattica del museo è Caroline, una nostra collaboratrice americana che quindi riesce benissimo a spiegare anche ai ragazzi provenienti da tutto il mondo questa storia, appunto che è una storia molto, molto forte, proprio perché alla fine c'è stata la morte di questo animale, ma che in qualche modo non vogliamo portare in maniera negativa, ma anzi trasformare in vita, in maniera positiva, dicendo che appunto raccontiamo, facciamo rivivere questo capodoglio nelle parole di tanti bambini che vengono a visitarlo, che poi saranno gli avvocati di domani, i dottori, chi farà le leggi. Quindi ci basiamo moltissimo su di loro perché crediamo che saranno loro quelli che cambieranno finalmente il mondo e lo miglioreranno da questo punto di vista. Direttore, io mi fermo un attimino e torno ad Alice perché stavi raccontando adesso di quanto è importante poi dare elementi di studio ed è un po' poi quello che Alice raccontava poc'anzi parlando di quella che era la sua esperienza di studio, di apprendistato fatto appunto dal maestro Domenico Di Mauro con questo particolare collegamento alla sua storia di famiglia, come poc'anzi ci raccontava. Permettetemi soltanto un attimo, io colgo l'occasione per ringraziare il mio regista che è Paolo Gatto e proprio a lui, a Paolo, vorrei chiedere per favore di avere in sovraimpressione qualche messaggio perché come sempre ci piace salutare i nostri amici che seguono le nostre dirette. Fausta Intravaglia, buongiorno a tutti. Ciao cara amica, grazie come sempre. Franco Safina, buongiornissimo.
Tra l'altro Franco è un ceramista di Sambuca di Sicilia, quindi parliamo di belle eccellenze del territorio. Mimma Spallina, un'altra artigiana che realizza accessori di moda con il pizzo chiacchierino. John Blandi, buongiorno bella, tra non molto ti lascio per andare al mio golf, buon martedì. John è un amico siciliano che vive a New York e segue sempre con grande entusiasmo le nostre dirette. Ciao John, grazie sempre. Abbiamo Roberto Geraci, buongiorno, buongiorno caro Roberto. Amalia Lopinto, buongiornissimo anche da me, buongiorno Amalia, grazie come sempre. Il Faraone Palermo, buongiorno splendore carissima Katiuska, ciao caro amico, grazie. Maurizio Tumminia, buongiorno ad Io Compro Siciliano. Maurizio Tumminia tra l'altro gestisce un gruppo molto numeroso in Sicilia che è Artisti Nostri Amici, e come vedi Maurizio oggi parliamo proprio di arte, di scienza. Franco Safina dice: non c'è artista più grande di chi racconta le origini della propria terra nella sua arte, con amore e dedizione. Ancora Mariano Carbonetti. Mariano è un grande chef, è stato spesso ospite dei nostri live. Ciao chef, buongiorno a te Katiuska e alla tua ospite, bellissimo tema. Anche io da piccolo davo una mano al signor Marco di 80 anni a comporre i carrettini siciliani e a venderli. Con il ricavato per devozione donavo cibo e beni ai bambini poveri del quartiere. Bellissimo ricordo. Dai, bravo Mariano e grazie per averci condiviso questa tua storia. Tonino Scavone, complimenti per l'argomento. Ciao Tonino, grazie. Fabio Messina, grande Alice Valenti, c'è un saluto per Alice. Il Faraone Palermo, un bel tema di storia e di antiche tradizioni, dice il Faraone. Mariano Carbonetti, un dubbio, che differenza c'è tra carretto e strascino? Mi dice. Sì, posso? Sì, certo Alice. Allora, lo strascino o straula era diciamo, un predecessore del carretto. Veniva usato, era senza ruote praticamente, era un carro trascinato, per questo si chiama strascino, perché veniva trascinato su una specie di slitta, una sorta di slitta, quindi ha delle differenze strutturali notevoli col carretto, che è più funzionale, ed è proprio un antenato, veniva utilizzato in montagna per lo più, quindi ecco, io non sapevo e quindi adesso ho appreso. Come vedete è sempre importante parlare con chi ha esperienza. Alice, ma torniamo un attimo alla tua storia. La tua storia quindi comincia dalla tradizione, però questo tuo patrimonio identitario poi è un po' come se si trasformasse, dando anche un po' forse una visione ironica, ma la cosa bellissima è che la tua arte cominci ad applicarla un po' alla moda, all'arredamento, al design, vantando tra l'altro anche importanti collaborazioni. Mi piacerebbe che tu li condividessi in questa intervista di oggi. Sì, allora questo mio meraviglioso punto di partenza mi ha portato molta fortuna, perché io sono riuscita ad apprendere un patrimonio decorativo molto ampio in una maniera approfondita e consapevole, e grazie a questa consapevolezza, diciamo, e anche al mio desiderio di innovazione, ho pensato di adattare questo appunto impianto decorativo ad altri oggetti che fossero diversi dal carro, ma sto parlando proprio di 20 anni fa. E quindi ho iniziato a decorare mobili, oggetti d'arredo, così per mio diletto, che ogni tanto vendevo andando nelle fiere col maestro, perché io inizialmente seguivo molto il maestro, eravamo sempre insieme sia in bottega sia nei momenti diciamo promozionali fuori, alle sagre, alle fiere di paese dove c'erano sfilate di carretti. Lui era sempre molto ben voluto, conosciuto da tutti, quindi esponevamo i nostri manufatti. Io iniziavo i miei esperimenti.
questo lavorio interno che era anche spinto dal desiderio di trovare anche una mia strada, perché dopo 5-6 anni che io ero dal maestro in bottega ho sentito l'esigenza di ampliare un po' questo bagaglio e mi sono anche interessata di altri aspetti dell'arte popolare siciliana. Ho iniziato a studiare un po' cos'era l'opera dei pupi, in stretto contatto con la pittura del carro siciliano, perché traggono entrambi linfa da un'unica matrice che è la chanson de Roland, l'epopea epico-cavalleresca, che viene appunto raccontata o rappresentata pittoricamente. Quindi mi sono interessata all'opera dei pupi, ho conosciuto dei pupari, alcuni importantissimi che ancora portano avanti questa splendida arte, mi sono interessata alla pittura dietro vetro, alle ceramiche, ho un po' indagato tutto quello che che mi incuriosiva del folklore di questa nostra terra che è veramente ricchissima. E così ho iniziato anche a riversare sulle mie opere qualcosa che non era strettamente legato alla pittura del carretto, agli stilemi della pittura del carretto, che ricordiamo è un oggetto che ha una decorazione molto codificata, molto rigida nella sua varietà, però ha degli stilemi che sono molto appunto codificati. Questo mio percorso è stato premiato, diciamo, da alcune commissioni abbastanza recenti, parlo del 2015, quando improvvisamente si accorsero di me due grandi marchi che sono Averna e Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana mi chiese di entrare a far parte della schiera di artigiani che in quel momento avevano iniziato il progetto dei frigoriferi SMEG Dolce & Gabbana, quindi un progetto di 100 frigoriferi della serie Fab di SMEG, decorati a mano da artisti e artigiani siciliani. Quindi ho dato il mio contributo nella appunto trasmissione di questo bagaglio nostro, cercando di essere sì ligia alla tradizione, ma anche mettendoci un po' della mia personalità. Cosa che soprattutto mi ha dato modo di fare Averna. Averna ha molto creduto nella mia ricerca di una Sicilia che non fosse stereotipata e troppo legata ai dettami della tradizione, quindi mi ha dato molto spazio. Per Averna ho realizzato 3 etichette nel 2016, 2017 e 2018, 3 etichette che avevano sì a che fare con la Sicilia, sono chiaramente riconoscibili per la loro origine siciliana, ma rappresentano delle visioni che sono un po' altre. Quindi nella prima etichetta, per esempio, ho rappresentato 2 paladini, un uomo e una donna. Già qui sta il primo elemento di rottura, perché nell'epopea appunto epico-cavalleresca la donna, come dicevi tu, di solito è un essere a cui portare aiuto, quasi mai è una guerriera, sono pochissime le guerriere del ciclo carolingio, degli altri cicli. E quindi ho rappresentato un uomo e una donna vestiti in abito da guerriero che anziché combattersi si guardano intensamente uno di fronte all'altro. Questa etichetta si chiama Vis-à-vis, in mezzo a loro un bicchiere di Averna. Questa è stata la prima etichetta. Nella seconda ho rappresentato invece, mi sono fatta ispirare dall'opera dei pupi e ho rappresentato i pupi veri e propri con il loro braccio depositati come se fosse alla fine della rappresentazione teatrale, quindi stanchi e anche però gratificati dalla rappresentazione appena avvenuta, con in mano ognuno il proprio bicchiere di Averna. Quindi c'è questa teoria di paladini, di saraceni che tutti insieme brindano, come quando finisce una rappresentazione teatrale non c'è più cattivo e buono, sono solo dei ruoli, no? Mi piaceva così un po' la condivisione. Sì, la condivisione, anche lanciare un po' dei messaggi che potessero essere diversi rispetto alla solita contrapposizione tra bene e male, che proprio è alla base del sistema dell'opera dei pupi, che è basato appunto su questa contrapposizione bene e male, e invece in quel momento si è ricomposta questa frattura e tutti insieme li brindavano dietro le quinte. L'ultima etichetta invece rappresenta un momento della storia di Averna, in cui appunto si narra che un monaco benedettino avesse lasciato la ricetta dell'amaro da loro inventato a Salvatore Averna,
che era un uomo che si era distinto e si distingueva per l'aiuto che dava alla propria comunità, e quindi ho rappresentato il momento di questo dono, di questo passaggio della ricetta storica che viene poi perpetuata da Verna e diventa poi lo storico marchio che tutti conosciamo. E Quindi... Senti, noi Alice ci fermiamo un attimo qui, anche perché poi mi sembra che tu hai avuto anche delle collaborazioni con un'azienda dolciaria, se non erro, legata anche questa ad una speciale edizione. Quindi, come vedete, tante importanti collaborazioni. Io però mi fermo un attimo, ritorno fra poco da te, perché mi piacerebbe, a proposito di collaborazioni, parlare di un argomento importante per Io Compro Siciliano. Torniamo invece dal direttore del Museo del Mare di Milazzo, che è Carmelo Isgro. Allora, Carmelo, noi stavamo parlando di questo museo, che è un museo assolutamente atipico, è un museo speciale che vive un po' l'anima di questo Siso. Tra l'altro è proprio anche strutturalmente, lo avete pensato in maniera speciale, perché è proprio sospeso, per cui già quando si entra al Museo del Mare c'è questo impatto emozionale molto forte. Stavamo parlando di laboratori, stavamo parlando di giovani. Tra l'altro, direttore, tu sei anche una guida escursionistica, hai scritto anche un bellissimo libro. Cosa secondo te bisogna ancora fare per cercare di dare un messaggio che responsabilizzi rispetto all'atteggiamento dell'uomo nei confronti del mare? Secondo me bisogna ancora studiare, perché attraverso lo studio, attraverso la cultura, si può così amare, comprendere, amare, e soltanto con l'amore si può poi preservare, curare, prendersi cura di una cosa. Sono veramente convinto che alla base di tutto ci sia la conoscenza. Immagina per esempio un luogo che nessuno conosce. È facile andare lì e commettere dei soprusi ambientali, perché nessuno se ne prende cura, è un posto dimenticato. Se quel posto invece lo conosciamo, se di quel posto lo amiamo, ce ne prendiamo cura, è facile che sia anche rispettato. Ad esempio, in Sicilia, una cosa che molto spesso non viene abbastanza curata, che non è conosciuta, e per questo appunto non viene abbastanza curata, sono i torrenti. Molto spesso i torrenti diventano delle discariche illegali, che con le prime piogge, con la prima piena, scaricano a mare tutta quella plastica che poi ritroviamo lungo le nostre spiagge. E per questo è fondamentale, secondo me, proprio capire, comprendere, conoscere, studiare, per poi poter proteggere. Come vedete, cari amici del popolo di Io Compro Siciliano, da quello che adesso stava dicendo il direttore Isgro, identità, qualità, provenienza continuano a essere tre fondamentali cardini di quello che è il progetto di Io Compro Siciliano, che vuole essere, questo lo diciamo sempre, non è una chiusura, ma è un'apertura. È un'apertura perché vuole essere un progetto di conoscenza, affinché non solo la Sicilia, ma anche le altre regioni dell'Italia possano attenzionare quelli che sono i prodotti locali, quelle che sono le maestranze locali, quello che è il territorio con le sue esigenze, e quello che poi adesso diceva il direttore, con la conoscenza, con lo studio. Abituiamo i nostri ragazzi, i nostri bambini ad essere rispettosi per il luogo in cui vivono, perché è attraverso questo che saranno uomini migliori. Direttore, noi siamo arrivati quasi a chiusura. Devo dirle, e a questo punto le strappo e metto un po' un nodino e leggiamo i nostri messaggi. C'è una card a marchio Io Compro Siciliano, che è la Sicily City Pass, e adesso leggiamo i messaggi, grazie sempre a regia. C'è la Sicily City Pass a marchio Io Compro Siciliano, che è una card sotto forma di app che dà la possibilità a tutti i viaggiatori di poter usufruire della conoscenza di strutture meravigliose come il MUMA, questo museo del mare che si trova a Milazzo, con tutta una serie di agevolazioni. Le chiedo,
è quanto importante immaginare di fare rete con quelle che sono strutture, con quelle che sono poi, dico, io compro siciliano, lo fa ogni giorno, con quello che è il territorio, quanto è importante. Hai detto una parola che per il museo è fondamentale, rete. Rete che al museo è vista male perché è la rete che ha ucciso il Capitoglio Siso, la rete di morte, ma che noi abbiamo voluto trasformare in rete di vita, la rete umana che, come dici tu, unisce tutte le passioni, la cultura, l'amore degli esseri umani per creare delle cose bellissime, perché da soli non riusciamo a fare molto. L'importante è collaborare, mettersi insieme per creare delle cose magnifiche. Ecco. Grazie direttore, io vorrei leggere qualche messaggio e siamo quasi a chiusura. Il Faraone Palermo, complimenti anche a Carmelo, quindi complimenti direttore da parte del ti aspettiamo al museo. Assolutamente. Abbiamo ancora qualche messaggio. Il Faraone Palermo dice: quello di Alice è un bellissimo attaccamento con tanto passione alle nostre tradizioni e civiltà, ce ne fossero. Grazie al Faraone Palermo. C'è Vincenzo Salamone che saluta, buongiorno caro amico, grazie. Torniamo a Alice, siamo alle ultime battute. Sì. Diceva Carmelo, è importante far rete. C'è Mariano Carbonetti, allora complimenti al dottor Isgro. Ma chiamatemi Carmelo, datemi del tuo e chiamatemi Carmelo, che non sono abituato. Allora, leggo questo messaggio, direttore, che dice: un'eccellenza siciliana che attraverso la sua cultura potrà sicuramente amplificare ancora di più quello per cui si batte Io Compro Siciliano, formare siciliani a 360 gradi, consapevolmente alla nostra millenaria tradizione. Quindi complimenti direttore a te, soprattutto grazie allo chef Mariano Carbonetti per queste parole. Stiamo lavorando, dico io, ogni giorno, ognuno di noi. Lo facciamo a braccetto e nel mio grazie a tutti. Sì, direttore. Ti dico una novità. Adesso da metà agosto partirò per un tour che lega, come dici tu, le isole Eolie tra di loro, la cultura enogastronomica, popolare, anche parlo naturalmente del mio campo, il patrimonio naturalistico delle isole Eolie, un po' del Mediterraneo. Partirò con una barchetta a vela da Milazzo e compirò tutto il periplo delle isole. Un viaggio a impatto ambientale zero, perché pensa che la mia barca, che è successo? Mi sentite? Eccoci, sì, perfetto. Ecco. No, siccome parlavamo di barca, abbiamo visto che praticamente stavamo seguendo te, insomma, in barca, ci siamo mossi, va bene lo stesso, questo giro in barca. È una piccola barca di 4 metri senza motore, soltanto spinto dal vento, e quindi unirò le isole in questo viaggio dove parlerò di tutte le eccellenze e dei prodotti tipici, insomma, delle isole. E noi ti seguiremo naturalmente, faremo magari qualche collegamento. Tu sai che abbiamo questo appuntamento delle 12, ma c'è anche l'appuntamento delle 18 con Francesco Caravello, per cui di tanto in tanto facciamo qualche collegamento e scopriamo qualcosa in più. Possiamo fare una partnership. Io pubblico tutto un po' sui miei social, sia su Facebook che Instagram, ma mi farebbe piacere, insomma, aggiornarvi anche tramite... Assolutamente ti seguiremo con attenzione. Torniamo ad Alice. Alice, io direi, visto che abbiamo parlato della Sicily City Card e quindi sicuramente il MUMA, il Museo del Mare, farà parte delle strutture che proporremo in convenzione con la possibilità di inserirla all'interno dei circuiti museali della Sicily City Card. A questo punto è doveroso, Alice, parlare anche con te di collaborazione, ma tu sai, noi abbiamo dei progetti artistici legati a Io Compro Siciliano, legati proprio alla moda, legato agli eventi, e ce ne sono alcuni, per esempio, così anche legati a quella che è, quando noi diciamo il lifestyle, lo stile di vita, c'è anche qualche
elemento legato alla moda, le t-shirt, le cose, ma chissà mai, ma Alice Valenti, ma potrebbe diventare un artista fra quelle degli artisti facente parte del gruppo Io Compro Siciliano per eventuali collaborazioni? Ma perché no? Come dicevate prima, le reti e le alleanze sono il modo migliore per fare cose bellissime. Io, oltre ad avere la possibilità di lavorare con delle aziende stupende, tra cui citavi tu l'azienda dolciaria di Stefano, per cui ho realizzato delle edizioni limitate, una latta, insomma tanti bellissimi lavori di cui vado fiera. Ho trovato una spalla fantastica in tantissime realtà che mi hanno entusiasmato e che mi hanno portato a creare delle cose. Ne cito alcuni, spero i prossimi sarete voi. Cito il cantiere navale Rodolico di Acitrezza, è un cantiere navale storico attivo da 5 generazioni, citato nei Malavoglia di Verga, un cantiere che stava per essere distrutto dalla cecità della pubblica amministrazione, che per fortuna si è salvato grazie alla collettività, all'impegno di tutti. È una nuova amministrazione che stavolta si rende conto del portato di questa realtà. Loro costruiscono barche con una tecnica che è la stessa da millenni. Hanno questa esperienza e sono delle persone di un'umanità incredibile. Io con loro ho conosciuto la loro storia e mi sono talmente entusiasmata che nel 2016 ho fatto una mostra alla Galleria Coarte di Catania, ho comprato un gozzo e loro me l'hanno risistemato, io l'ho dipinto da loro, sono stata da loro per un anno praticamente e ho avuto modo di apprezzare la bellezza del loro mestiere antico. Salvatore Rodolico è tesoro umano vivente, le barche trezzote fanno parte del patrimonio UNESCO, cioè finalmente hanno tanti riconoscimenti che probabilmente speriamo li tuteleranno in futuro dalle aggressioni di una politica che spesso è veramente bieca, grottesca, oserei dire. Un'altra alleanza stupenda è stata con l'associazione Gamma Zeta di Catania, che operano nel sociale e fanno tante cose bellissime, e un'altra ancora è per esempio che è da venire, con Trizzi da Muri, che voi avete ospitato tempo fa. Sì, Amelia, Alessia Cristaldi ed Emily. Sappiamo, certamente. Abbiamo in mente di creare una collaborazione per la prossima collezione estiva, dove io avrò l'onore e il piacere di prendere parte. E poi manca, Alice, scusami, e poi manca Io Compro Siciliano, perché adesso ci saranno altre nuove collaborazioni. Bene, signori, noi ti ringrazio. Ecco, quindi abbiamo in collaborazione il direttore ISGRO col Museo del Mare e abbiamo in collaborazione la nostra artista straordinaria Alice Valenti. Bene, noi abbiamo preso qualche minuto in più per la trasmissione di oggi, ma vedete, ne valeva veramente la pena sforare anche di qualche minuto per conoscere queste due bellissime realtà siciliane. A loro buon lavoro, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi continuiamo ad andare avanti, a camminare velocemente. Mi raccomando, oggi alle 18 appuntamento con Aperitivo Social con Francesco Caravello, il nostro format delle 18. Ma dobbiamo terminare nel nostro consueto modo. Carissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Direttore, venga avanti. Ok, a questo punto bisogna ripetere con me. Io compro siciliano. Queste sono le facce dei siciliani che ci piacciono. Grazie per essere stati con noi. Grazie ad Alice Valenti, grazie a Carmelo. Ciao Alice. Grazie. Viva la Sicilia, Alice. viva noi. Dimmi. Ti aspettiamo, Alice, ti aspettiamo al MUMA, ti costruisco un siso in miniatura, tu lo dipingi. Volentieri, però felice veramente di venirti a trovare. Tra l'altro al Castello di Milazzo c'è il grande Nino Pracanica. Nino, come no, certo. No, scusate, ma avete visto? Cioè io adesso non vorrei dire, sapete quando si parla di rete? Cioè noi stiamo chiudendo la nostra puntata di oggi e qui parlano collaborazioni, vieni. Questo è Io Compro Siciliano. Ciao, a domani alle 12. Ciao a tutti.